Da chi ha operato in contesti di emergenza idraulica a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, a chi ha identificato i trasgressori che si sono sottratti con artifizi e raggiri a numerose violazioni della zona a traffico limitato della città, a chi ha operato in servizi nella lotta al degrado causato dall'abbandono di rifiuti, encomi andati agli agenti della Polizia Locale Vicentina, tra loro anche uno dei protagonisti di una storia particolare, quella di aver scortato una giovane donna in ospedale per dare alla luce il proprio bambino. Il conducente del veicolo è sceso e ci ha chiesto espressamente aiuto. Abbiamo subito notato il suo stato d'animo, quindi ci siamo attivati tempestivamente in quanto abbiamo capito la gravità della situazione, in quanto sua moglie era partoriente. Ci siamo attivati, abbiamo scortato il veicolo senza batter ciglio fino al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza e arrivati lì abbiamo riscontrato anche nuovamente lo stato d'animo del marito e abbiamo preso carico della moglie e siamo entrati fino in reparto per assicurarla alle cure mediche. È nato, abbiamo saputo che si chiama Francesco, è stato è una bella cosa, ecco, come è stato detto anche oggi, è proprio il nostro ruolo ed è quello di essere un punto di riferimento per i cittadini.